Gli imprenditori della città di Agrigento chiedono di rivedere l'ordinanza del sindaco che spegne troppo presto la musica anche nei locali balneari ad agosto. Il camper della CGIL che sta girando tutta l'Italia per promuovere i diritti dei lavoratori fa tappa ad Agrigento. Musumeci si spezza ma non si piega, se non è lui il candidato del centrodestra unito è pronto a spiazzare tutti, le sue dimissioni anticipate danneggerebbero alleati e avversari. Oggi appuntamento alla Farma di Favara con le eccellenze siciliane all'estero. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La nuova ordinanza strozza la movida nelle zone balneari di Agrigento. Torna eterno il braccio di ferro tra titolari dei locali, utenti e residenti nell'ormai maldestro tentativo di conciliare diritto al divertimento, quiete pubblica e indotto economico. E come sempre viene tirato in ballo il solito concetto di vocazione turistica. Oggi il confronto tra amministrazione e imprenditore del settore movida alle prese con una nuova imposizione che appare dura come quelle del lockdown. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un'interessante iniziativa oggi, un incontro con le varie associazioni, i bar, i locali estivi per discutere sul fatto della movida. Purtroppo le grosse emissioni sonore provocano ai tanti residenti di San Leone tante difficoltà. Bisogna conciliare da un lato la vocazione turistica, dall'altro anche la tranquillità dei cittadini che risiedono a San Leone. Sindaco. Sì, oggi ho riunito qui tutti gli esercenti, anche la rappresentante dei ragazzi, il rappresentante degli studenti e che è interessato comunque alla problematica dell'inquinamento acustico da movida. È vero che Agrigento è una città a vocazione turistica, ma vocazione turistica vuol dire è spettacolo ma anche tranquillità per i turisti che vengono qui. Stiamo cercando di ascoltare tutte le associazioni, tutti coloro quali sono intervenuti oggi, vediamo di fare poi un sunto. Io posso soltanto precisare che noi abbiamo emesso un'ordinanza che è un copia e incolla delle vecchie ordinanze e che rispecchia letteralmente il regolamento comunale esistente e che è stato redatto nel 2009, proprio approvato dal Consiglio Comunale, quindi non ho fatto niente di diverso. Vedremo oggi come finirà la seduta. Quindi perché c'è stata un po' questa sollevazione da parte di molti gestori, se è la stessa ordinanza degli altri anni? Perché sicuramente non è stata ben letta l'ordinanza, non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla, forse, ripeto, bisogna leggerla attentamente e comunque verremo incontro alle esigenze di chi oggi è presente qui. Sarebbe pronto a cambiare l'ordinanza? Ma cambiare è una parola grossa, possiamo vedere o fare delle spigolature, delle sfumature, però bisogna rispettare il regolamento comunale. Quindi non sono poi io a decidere. Certo, può anche darsi che qualcosa potrà cambiare, però, ripeto, nel rispetto del regolamento comunale. Ecco, spesso ci sono dei controlli, però non vengono rispettati. Questo ci risulta da parte delle forze di polizia che fanno dei controlli, però appena vanno via tutto riprende come prima. Proprio le forze di polizia sono impegnate per questi controlli, spero che anche l'esercente rispetti quanto previsto dalla legge. Un incontro oggi per cercare di trovare una soluzione sulle emissioni sonore, che da un lato c'è la vocazione turistica, dall'altro il rispetto della quiete dei cittadini che poi la mattina devono andare a lavorare. Come si concilia? Quale può essere il punto d'incontro? Lo chiediamo a Peppe Vita, noto ristoratore di San Leone. Allora, punto d'incontro in questo momento è veramente, dovrebbe essere frutto di un'alchimia difficile da trovare. Speriamo si riesca a comprendere che vanno un attimo riguardate non gli orari di chiusura, ma quantomeno il livello delle emissioni sonore. Ma questi sono tecnicismi. La cosa che ci interessa di più invece è focalizzare l'attenzione sulla necessità di dare un'offerta turistica completa al territorio. Da questa osservazione le esigenze degli esercenti, di chi vive nel mondo della cosiddetta movida, è un termine odioso ma che comunque ormai serve a tutti quanti per capire di cosa stiamo parlando, come quelle esigenze dei gestori di B&B, come quelle dell'amministrazione pubblica, come quelle dei singoli cittadini che hanno bisogno di riposo, sono esigenze che vanno contemperate in un unico strumento, ma che è uno strumento che non può essere adesso formalizzato. Non si può oggi trovare una sintesi di queste necessità, cosa che si può fare. L'auspicio che io
poco fa ho lanciato al Sindaco è quella di farlo però certamente per la primavera dell'anno prossimo, dove ci si può sedere tutti quanti a un tavolo e capire cosa fare. L'offerta turistica che viene dalle iniziative private quando ci incarichiamo di affrontare i costi di manifestazione come festival, come Elleni, che lo facciamo da privati, è un'offerta turistica che poi si ripercuote sulla nostra città. Il turista che decide, chiediamo al turista di venire in città e stare più di 1 o 2 giorni, ma dobbiamo offrirgli qualcosa, non possiamo dirgli alle 11:30 si spegne la musica e ve ne tornate a casa, specialmente non credo che è una cosa che si possa fare ad agosto. Siete soddisfatti dell'offerta turistica che in atto è stata formulata non solo dal Comune ma da vari enti che in atto organizzano appunto le manifestazioni estive? Mi è sembrato di capire dal suo noto che non siete molto soddisfatti. Ma non c'è un'offerta, non c'è un cartellone pubblico sul quale si possa parlare. Mi pare che l'unico intervento che è stato fatto con denari pubblici credo che sia quello di Orietta Berti il 14, ma non vorremmo che finisse finché la barca va, lasciamola andare, e poi invece questa barca scopriamo, non abbiamo ancora capito che è affondata da un pezzo. Voi avete fatto un documento, avete presentato un documento in questo interessante confronto tra l'amministrazione comunale, gli esercenti e i rappresentanti delle categorie. Se ce lo sintetizza gentilmente. Noi semplicemente abbiamo fatto riflettere il Comune che gli imprenditori passano parte della giornata a cercare di pagare le spese e quelle che sono le spese fisse. Posso rifarla? Noi semplicemente ci siamo spinti a far riflettere l'amministrazione che gli imprenditori, la scelta coraggiosa che ogni imprenditore fa è volto a generare utili, è vero, però gran parte della giornata l'imprenditore lo passa a cercare di pagare le spese fisse, a pagare le tasse, a pagare i propri dipendenti, luce, gas, tare, IVA, forniture, mamma mia quante paure, come diceva Vinicio Capossela. La proposta che facciamo noi oggi è: date la possibilità agli imprenditori di percorrere quell'ultimo miglio, perché è l'ultima parte della giornata che finalmente l'imprenditore dovrebbe generare utili, e se ci impongono di chiudere le attività alle 23:30, l'ultimo miglio, l'imprenditore non riesce realmente a farlo e manca quindi quell'utile che darà la possibilità di portare a casa un pezzo di pane, di portare a casa la possibilità di far studiare i propri figli, di farsi una casa, di fare la spesa. La proposta ufficialmente che facciamo noi è: allineate la possibilità di riprodurre musica a quelli che sono gli orari di chiusura delle attività, quindi dal lunedì al venerdì alle 2 e il sabato alle 3. E di 3 morti e 3 feriti in gravi condizioni il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri sera in Piemonte intorno alle 19 sulla bretella autostradale che collega l'autostrada Torino-Milano alla Torino-Aosta. Lo scontro ha visto coinvolte una Fiat Panda e una Toyota Yaris. Le vittime sono un uomo, una donna e un ragazzo di 15 anni, componenti di un'intera famiglia originaria di Calamonaci: Lorenzo, 15 anni, Antonino Marsala, 40 anni e Raffaella Magliaro, 32 anni, ma residenti in Inghilterra. Erano tutti a bordo della Panda che ha terminato la propria corsa nel fossato al lato della carreggiata. Feriti 3 automobilisti a bordo della Yaris che sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale. Una delle 2 vetture avrebbe effettuato un salto di corsia finendo sulla carreggiata opposta e provocando lo schianto. I carabinieri di Agrigento hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un nigeriano quarantenne per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo avrebbe picchiato la moglie davanti ai figli piccoli e per i traumi riportati è finita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. È accaduto in un'abitazione del centro storico di Agrigento. La moglie, una connazionale trentenne, ha riportato ferite e traumi giudicati guaribili dai medici del nosocomio di Agrigentino con una prognosi di 10 giorni. La donna, forse per paura di ritorsioni, non ha denunciato il coniuge, ma i carabinieri hanno proceduto d'ufficio.
Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha deciso dimissioni anticipate. Ci sarà dunque con molta probabilità un election day, politiche e regionali accorpate. Un'ultima mossa, un'ultima strategia che non gli garantirà un bis. È già stato ripudiato da Forza Italia e lasciato dalla Lega, ma così Musumeci proverà a mettere in difficoltà il centrodestra sulla ricerca di un nome alternativo, spiazzerà i Dem che difficilmente potranno allearsi con i 5 Stelle quando in contemporanea alle politiche li ripudiano e taglierà fuori partiti non rappresentati a livello nazionale come Sud chiama Nord di Cateno De Luca e la DC di Toto Cuffaro. Il nostro direttore Arturo Cantella. La notizia battuta dalle agenzie di stampa è quella di stamani alle 8, dove sembrano ormai sempre più probabili le dimissioni del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, dopo le insistenti voci degli ultimi giorni che consentirebbero di accorpare le prossime elezioni regionali con quelle politiche del Senato e nazionali. Il presidente dell'ASSI, Gianfranco Miccichè, al termine di una maratona notturna, durante la quale è stato approvato il decreto sulle variazioni di bilancio, ha annunciato di avere convocato per domani alle 11 l'Aula per possibili comunicazioni del presidente della regione. Il termine ultimo previsto dalla legge per presentare le dimissioni in modo da consentire l'Election Day il giorno 25 settembre prossimo scadrebbe il 5. Musumeci, che ieri aveva ammesso di dare in corso riflessione di questa ipotesi, oggi sarà un visita istituzionale in 3 comuni del Palermitano. Dal canto suo, Miccichè, che da mesi si oppone alla ricandidatura del governatore uscente, sostenuta invece dalla leader dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sempre ieri aveva dichiarato: siamo pronti a individuare un candidato anche se si dovesse votare la settimana prossima. La coalizione di centrodestra in questo momento è spaccata sul nome del candidato della presidenza della regione, da opporre a quella Dem di Caterina Chinnici, europarlamentare, designata in seguito al risultato delle primarie alle quali ha partecipato anche il Movimento 5 Stelle, e all'ex sindaco di Messina Cateno De Luca, da mesi in campagna elettorale. Il leader di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, sempre ieri aveva rilasciato il nome dell'ex ministro azzurro, l'onorevole Stefania Prestigiacomo, mentre il segretario regionale della Lega, Nino Minardo, aveva proposto la candidatura di un esponente del Carroccio. La questione Sicilia ha evidenti refluenze anche sulle regionali nel Lazio e Lombardia, dove essere affrontata dai leader nazionali del centrodestra, che però fino ad ora non hanno ancora trovato un accordo. I carabinieri della stazione di Villa Seta, a seguito di controllo nel quartiere, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un 33enne agrigentino per l'ipotesi di reato di detenzione di oggetti atti ad offendere e per violazione della misura cautelare del divieto di dimora a cui è sottoposto. Il giovane è stato trovato in possesso di 4 spade giapponesi con la lama da 70 cm custodite all'interno della sua abitazione. Mettiamo il turismo sottosopra per ridare valore al lavoro. La campagna informativa della CGIL a tutela dei lavoratori stagionali arriva ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi qui alla Valle dei Templi il camper della CGIL dal titolo Mettiamo il turismo sottosopra, il lavoro stagionale tra quelli più sfruttati, salari, diritti e dignità per chi lavora. Ecco, stiamo assistendo a un periodo sicuramente brutto da un punto di vista salariale. Ricordiamo quello che è successo proprio ieri in un paesino della Calabria, Soverato, e quindi questo camper che messaggio lancia? Questo camper che inizia il suo tour ieri su Agrigento facendo la costa da Sciacca sino oggi alla Valle dei Templi e proseguendo per Licata, per Palma prima e Licata dopo, lancia il messaggio che i diritti vanno richiesti e vanno ottenuti attraverso le sedi e le organizzazioni competenti. Ieri abbiamo attraversato un primo pezzo di costa dalla quale si è
ripetuto e si è ricordato anche i fatti successi, come dicevi bene tu, a Sovereto. Lì abbiamo trovato lavoratori a nero, lavoratori grigi, lavoratori sfruttati, ma anche degli imprenditori che invece hanno un riscatto assolutamente e un rapporto con il contratto di lavoro assolutamente adeguato. Noi facciamo questo viaggio proprio perché dobbiamo ricordare ai lavoratori che i diritti, così come i doveri, sono dovuti, e in questa terra dove il reddito di cittadinanza viene utilizzato come strumento di scusante per la mancanza di manodopera, in questa terra come in tutta Italia, e lo abbiamo visto dagli ultimi fatti, il lavoratore e il lavoro viene oltremodo sfruttato dall'impresa. Segretario, allora oggi qui in una location internazionale per sensibilizzare anche il turista che viene e che poi alla fine è anche lui un lavoratore. Assolutamente sì, e per queste ragioni ci siamo concentrati in questi luoghi, perché abbiamo dati certi che lo sfruttamento, arrivare persino anche a momenti di schiavitù in questi settori, raggiunge picche altissime. In questo contesto noi stiamo puntando l'attenzione, in questo contesto gradiremmo che quei pezzi sani dell'imprenditoria denuncino tutti quegli imprenditori, e sono tantissimi, che approfittano di lavoro nero e mal pagato, mettendo alla berlina anche loro stessi, a quei pezzi della mala politica che attacca il reddito di cittadinanza, che abbiamo visto non è altro che lo strumento indispensabile per sottrarre tante famiglie dalla povertà e dalla nuova schiavitù. Lei ricordava bene il caso di Sovareto ieri in Calabria, di questi casi ce ne sono migliaia, non solo lavorano 12 ore per 600 euro, ma addirittura poi gliene vogliono dare solo 200, prendendo a schiaffi chi rivendica quella povertà di 600 euro. In questo contesto la CGIL ancora di più in questi giorni punta l'attenzione, e con il governo nazionale noi tendiamo a stringere l'alleanza affinché, se c'è qualcosa che non funziona nel reddito di cittadinanza, va modificato. Non chiamiamolo più politiche attive del lavoro, perché effettivamente non è così, ma misura per il contrasto contro la povertà. 3 automobili parcheggiate di fronte allo stabilimento balneare Caeso tra Porto Empedocle e Realmonte sono state distrutte dalle fiamme la scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che sono riusciti a spegnere il rogo, presenti anche i carabinieri della locale stazione. In corso accertamenti, ma si escluderebbe il dolo e sembrerebbero accidentali le cause che hanno innescato l'incendio. Parliamo adesso di immigrazione, un fenomeno che oscilla tra continue emergenze e tutela ai migranti. Vediamo. Sarà un'altra giornata intensa di trasferimenti di migranti a Lampedusa, dove oggi è atteso l'arrivo del leader della Lega Matteo Salvini. Ieri hanno lasciato l'isola con i traghetti di linea la nave Diciotti della Guardia Costiera, 871 ospiti dell'hotspot, dove al momento ci sono 809 persone a fronte di una capienza di 350 posti. Secondo quanto pianificato dalla prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, 150 migranti verranno imbarcati sul traghetto Sansovino, che arriverà in serata a Porto Empedocle. A scortarli 2 squadre di carabinieri. Sempre in mattinata altre 50 migranti verranno invece trasferiti a Pozzallo con una motovedetta della Guardia di Finanza, e altri 50 ad Agrigento con una motovedetta della Guardia Costiera. La nave Diciotti, salpata nel cuore della notte con circa 800 profughi, intanto è arrivata a Porto Empedocle. Sempre a Lampedusa è in corso una grossa autogru, la rimozione dei barchini utilizzati dai migranti per arrivare fino all'isola dal molo Favarolo. Le imbarcazioni vengono caricate su un camion che le trasferirà lontano dallo specchio d'acqua del porto. Si tratta di un'operazione di pulizia, anche in vista dei nuovi approdi. Le condizioni del mare sono buone e si attendono intanto nuovi arrivi di sbarchi.
E a Caltanissetta la Commissione Consiliare dei Diritti Umani e dei Diritti dell'Immigrazione, istituita all'interno del Consiglio degli Ordini degli Avvocati, ha preso le rilevanti criticità che riguardano il centro di permanenza per i rinviati situato al Pian del Lago, alla periferia della città nissena, si sono aggravati negli ultimi mesi. Ha chiesto un sopralluogo immediato del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personali. Le questioni più rilevanti, si legge nella nota della Commissione, attengono alle materiali condizioni dei trattenuti, la difficoltà di accesso a un'idonea assistenza medico-sanitaria e l'assistenza legale. Molti stranieri, continua la nota a Pian del Lago, vengono rimpatriati senza aver avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa, di nominare il proprio avvocato di fiducia. I difensori riescono ad acquisire la documentazione riguardante i propri assistiti, è richiesta all'ufficio immigrazione con molta difficoltà e in forte ritardo, anche dopo il rimpatrio, causando ciò la compromissione dell'esercizio del diritto di difesa. I colloqui tra gli avvocati e gli assistiti risultano spesso inibiti per asserite ragioni organizzative da parte dell'ufficio competente. Risulta inoltre che già da diverse settimane l'ufficio immigrazione di Caltanissetta non abbia a disposizione mediatori. Ciò costituisce un fatto grave per l'impossibilità di assicurare in materia tempestiva e corretta il compimento di quelle attività essenziali previste per legge nei confronti dei trattenuti. La mancanza dei mediatori, conclude la nota, più in generale costituisce un grande ostacolo per gli utenti esterni al centro che si recano presso lo sportello dell'ufficio immigrazione a Caltanissetta per le pratiche spesso urgenti che di fatto rimangono inevase. Appuntamento al giardino della Farm Cultural Park di Favara con la quarta edizione delle eccellenze italiane in Europa, una manifestazione che valorizza e racconta il successo raggiunto dai siciliani emigrati. L'idea è nata dal presidente della Fondazione Italiana in Europa, il professor Giuseppe Arnone, con l'obiettivo di valorizzare i punti forza della terra di Sicilia, le antiche ed eterogenee culture della nostra isola che riverberano in spazi nuovi, conquistando il gradimento delle altre nazioni. Arturo Cantella. Al via oggi il primo appuntamento a Favara delle feste delle eccellenze italiane in Europa. L'evento si svolgeranno nei giorni 4 e 5 presso il giardino della Farm Cultural Park, giorno 8 al Quid. Esaltare la sicilianità che viene esportata all'estero e con essa tutto quello che di buono la Sicilia possiede e produce, a cominciare dalla cultura, insieme alla gastronomia, al folklore, alle tradizioni. E questo è il concept della quarta festa delle eccellenze italiane in Europa, che darà il via a Favara oggi, la prima giornata presso il giardino della Farm, con inizio alle ore 18:30, i saluti del presidente della Fondazione Italiana in Europa, professore Giuseppe Arnone, delle istituzioni cittadine di Favara, Miriam Mignemi, presidente del Consiglio Comunale, l'assessore comunale Lillo Attardo alle 19, e l'incontro territorio, risorse e prodotti tipici, la certificazione dei prodotti Made in Italy con i diritti europei. All'incontro sarà moderato da Meli Chiapparo, presenti Carmine Scalano, presidente Assoapi, Mario Liberto, direttore della rivista Sicilia Agricoltura, Dario Ingorvaia, biologo, Pietro Bennigi, responsabile marketing e food Fondazione Italiana Europa, Giovanni Baldantoni, presidente Palazzo Italia Bucarest, consigliere comunale Alessandro Pitruzzella e Rocco Milano. Durante le 3 serate verranno assegnate anche del targhe a memoria a Giovanni Cusumano, Pasquale Dona e Calogero Bellomo. Saranno inoltre assegnate altresì 10 targhe per la sezione eccellenze a Paolo Fragapane, DJ, attore cantante in Germania, Arturo Testa, presidente associazione Riesini nel Mondo, Michele Bruccoleri, ex pilota aerei di linea, accademico universitario a Lussemburgo, Profeta Pietro, imprenditore in Belgio, Toni Martorana e Nicola Del Bosco, membri Comites, Giuseppe Bosco, DJ in Belgio, Calderoni Gianni, presidente Comites, Vincenzo Tiberio Mantia, Marcello Giavarini, ex presidente dell'Agragas, Vito Ficarra, presidente italiani Lipstad. La serata si concluderà con lo spettacolo musicale di Tania Vinciguerra dalla scuola di canto Sirius di Denise Lombardo. Sono passati
2 anni dalla scomparsa di Viviana e Gioele. Era il 3 agosto del 2020 quando Viviana Parisi, 43 anni, scompariva con il figlio Gioele che di anni ne aveva solo 4. Express Viviana, così era conosciuta come DJ della musica techno quella mattina, aveva riferito al marito Daniele Mondello che si sarebbe recata con il figlio al centro commerciale di Milazzo. Le sue intenzioni però, uscita di casa, si rivelarono completamente diverse. La direzione imboccata con lo percorsa è stata quella della Messina-Palermo, dopodiché all'altezza del comune di Caronia la donna ebbe un incidente con un furgoncino con a bordo degli operai. Dopo il sinistro Viviana decideva così di abbandonare la sua automobile. I corpi esanimi di Viviana e Gioele vennero rinvenuti rispettivamente l'8 e il 19 agosto dello stesso anno. Ieri una fiaccolata in loro memoria. La loro morte resta un giallo. Vediamo. Vado avanti finché non trovo la verità, perché voglio sapere veramente cosa sia successo a mia moglie e a mio figlio. Viviana e Gioele sono stati ricordati ieri sera, a 2 anni dalla loro scomparsa, con una fiaccolata, svoltasi nella piazzetta antistante la chiesa Madonna delle Grazie di Venetico Marina. Mamma e figlio vennero trovati dopo giorni di ricerche nell'agosto del 2020 nelle campagne di Caronia. Daniele Mondello, marito di Viviana e papà del piccolo Gioele, non ha accettato la verità emersa dalle indagini e chiede che si possa ancora indagare su quanto accaduto. Viviana, mentre percorreva l'autostrada 20 in direzione di Marcia Palermo, rimane coinvolta in un lieve incidente. Lascia l'auto e si incammina con il figlio letto nei boschi di Caronia. In pochi secondi si perdono le loro tracce e solo dopo diversi giorni di ricerche viene ritrovato prima il corpo della donna e poi quello del piccolo Gioele. Per la procura di Patti, che ha indagato sulla tragedia, non ci sono terzi responsabilità e ha archiviato l'indagine. Per Daniele Mondello potrebbe esserci un'altra verità. Noi non ci siamo mai fermati dal 2 agosto che è successo il fatto e non ci fermeremo. Abbiamo preso un altro medico legale che sta leggendo tutte le carte e adesso andiamo avanti. Stiamo indagando e finché non troviamo la vera verità noi andiamo avanti. Non credete alle conclusioni della procura? No, assolutamente, non esiste completamente, non crediamo, ma tutta Italia non crede alla procura. Quindi per questo noi andiamo avanti e non ci fermiamo. Come hai vissuto questi 2 anni? 2 anni veramente duri e ancora il ricordo è veramente bruttissimo. Guarda, è una malinconia ogni giorno, non si può spiegare, se uno non ci passa veramente di quello che è successo, è una cosa allucinante veramente. Viviana e Gioele sono vivi nei ricordi anche di chi oggi è qui presente? Assolutamente sì, tutti ricordiamo Viviana e Gioele perché erano una mamma bellissima e un bambino veramente bello e vivace. E niente, ripeto, io vado avanti finché non trovo la verità, perché voglio sapere veramente cosa sia successo a mia moglie e a mio figlio. Tutto qua. Ma i ricordi più belli ce ne sono, come ho detto sempre, ce ne sono tanti, perché noi stavamo sempre insieme, quindi qualunque cosa facevamo sempre insieme, ce ne sono tantissimi. Il ricordo più bello è l'ultima giornata che abbiamo passato a Patti, che è stata la giornata più bella, l'ultima giornata più bella che abbiamo passato insieme, e poi tutto il resto che abbiamo fatto da quando siamo sposati, 17 anni di matrimonio, quindi. Rispetto alle iniziative intraprese dai familiari in questi mesi, per il momento preferisco mantenere il riservo. Posso semplicemente dire che non ci siamo fermati e che stiamo continuando con una serie di accertamenti, alcuni dei quali ci hanno dato conforto rispetto ad alcune istanze che abbiamo già rappresentato però sia in seno all'opposizione che in seno alle memorie di epoca successiva. Per quanto riguarda la giornata di oggi, la ferita di Caronia è una ferita che sanguina ancora oggi nel cuore della famiglia Mondello, che sanguina nel cuore degli italiani, ed è una ferita che non può placarsi
con un'accettazione passiva di una delle tante storielle che ci hanno raccontato in questi mesi, perché pretende giustizia e verità. Giustizia e verità sono figlie di impegno, di accertamento e di un raro talento, sempre più raro nella nostra Repubblica, il talento del coraggio. Dicevo personalmente liviane, bambino, quindi è straziante proprio non vederli più, che non sono più nel paese, è straziante veramente. Quindi immagino la famiglia come possono stare e hanno ragione a chiedere giustizia, proprio giustizia e verità. Quindi non crede alle ipotesi che sono uscite dalla procura? Insomma, non tanto, ecco, non tanto, è tutto... Bisogna far luce veramente dall'inizio dell'incidente, perché io non credo che se lei è andata a rifugiarsi nella campagna vuol dire che l'hanno fatta spaventare. Ecco. Il mio pensiero è questo, che ha avuto paura di qualcosa e lei è scappata magari da qualcosa e poi magari si è persa, si è smarrita, il caldo, non aveva telefonino. Se il marito fosse stato, diciamo, lasciato libero, io sono sicura che lui sarebbe andato a cercarli e chissà se oggi erano ancora qua. Oggi ci uniamo a loro, sono in cielo, sì, abbiamo acceso una candela. Loro, certo, ci mancherebbe, speriamo veramente, loro sicuramente ci stanno guardando perché anche loro aiutano ad andare avanti, ecco, questa è la cosa importante. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Frode su finanziamenti dell'Unione Europea nei guai, 3 consorzi di Capodorlando. I dettagli nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro conservativo emesso dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Palermo per un'ipotesi di danno erariale conseguente a episodi di indebita percezione di finanziamenti dell'Unione Europea, erogati quali aiuti e sovvenzioni a società attive nel settore dell'agricoltura. Il provvedimento cautelare è stato notificato unitamente alla contestazione provvisoria di responsabilità. La complessa attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina ha consentito di individuare un presunto consolidato meccanismo illecito che vedeva coinvolti 3 consorzi di Capodorlando, facenti capo ad un'unica compagine societaria, oltre ad una nota società sportiva locale, anch'essa risultata beneficiaria di contributi indebitamente percepiti. L'analisi delle risultanze investigative ha consentito di contestare, fermo restando il principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, l'esistenza di un articolato schema di reciproca fatturazione di costi non esistenti, praticato dai terzi consorzi coinvolti, allo scopo di costruire, secondo l'accusa, una falsa rappresentazione delle differenti realtà aziendali e nella prospettiva di creare i presupposti formali per l'indebito ottenimento dei contributi dell'Unione Europea. La Corte dei Conti di Palermo ha chiesto ulteriori specifici approfondimenti finalizzati ad evidenziare i possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale emerso dalle indagini. Con questo obiettivo, sulla scorta di ulteriore specifica delega attribuita al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, si è provveduto a ricostruire le ipotesi di responsabilità nei confronti di 2 soggetti coinvolti quale referenti delle società oggetto di accertamento. Per uno in particolare, risultato quale amministratore di fatto dei 3 consorzi, la Procura Contabile ha richiesto l'effettuazione di mirati accertamenti patrimoniali e quindi proposto l'adozione di un provvedimento di sequestro conservativo. Il provvedimento teso a salvaguardare gli interessi dell'erario attraverso il blocco dei beni fino al raggiungimento della somma che si considera indebitamente percepita, ha consentito di sottoporre a sequestro beni immobili e quote societarie per un importo complessivo quantificato pari ad euro 1,4 milioni. Riqualificazione del waterfront storico del porto di Trapani, presentato il progetto. Vediamo. Sindaco, Trapani è tutto mare, da qualunque parte ti affacci meno male che è tutto mare, quindi riqualificare ciò che natura ci ha dato. Storicamente è stata e continua ad essere, così è il futuro che ha un sapore antico, è il primo porto
nel cuore mediterraneo. Gli interventi sono molteplici e diversi. Il più importante secondo me innanzitutto è quello della pulizia e escavazione dei fondali. A giorni ci sarà la gara, questa è stata la prima intesa tra il Comune di Trapani, la mia amministrazione e l'autorità di sistema Pasqualino Monti, che si rivela ogni giorno sempre più un amico della città di Trapani e oserei dire della Sicilia. Se non facciamo l'escavazione dei fondali poi è difficile che mi arrivino sia le navi commerciali che la croceristica. Significa essere nelle condizioni anche per il futuro di poter accogliere bene, anche dal punto di vista della modernizzazione dei siti, dei luoghi. Significa anche preservare però l'identità culturale di questa città, del suo porto, il porto peschereccio. Significa una serie di opere e infrastrutture che serviranno a far partire e decollare finalmente questa città. PNRR è questo strumento della serie, se sei bravo e hai dei progetti validi ti candidi in tempo utile, ce la fai. Stiamo correndo un po' tutti contro il tempo. Non vi siete fatti trovare impreparati perché gran parte delle lagnanze che arrivano dalle municipalità è che non c'è personale per redigere questi progetti. C'è l'ausilio dello staff e dell'autorità di sistema portuale che è stato straordinario, per altri versi c'è quello di Ferrovie dello Stato e per altri versi ancora il Comune di Trapani in questi anni, anche se di pandemia, un po' come la formica non ha perso l'occasione di un bando, e oggi tutto questo sistema insieme candida la città e il territorio trapanese addirittura ad essere la prima città in Italia come capacità, come soggetto attrattore di investimenti PNRR, la prima in Italia. PNRR prevede delle scadenze, entro il 2026 le opere devono essere completate e collaudate, ma in corso già ci sono dei cantieri, ce ne saranno anche altri, compresi quelli del Comune. Dobbiamo farcela, ce la faremo. 4 ambiti, toccano aspetti economici, di sviluppo, ma anche di futuro della città dal punto di vista della qualità urbana. Il primo aspetto ovviamente è quello del terminal crociere, che è stato sistemato dal punto di vista ingegneristico, idraulico, in modo tale che disturbi il meno possibile con la presenza delle navi la città. C'è poi la parte del mercato del pesce, che è quella diciamo più credo interessante direttamente per la città, nel senso che individua spazi aperti per la città importanti nel mercato e ovviamente salvaguardia tutte quelle che sono le attività economiche presenti, anzi dà loro la possibilità di svilupparsi. C'è poi tutto il sistema di collegamento da Piazza Laggio verso il Lazzaretto, che diventa una passeggiata di opere d'arte. Viene recuperato un po' il rapporto fra acqua e Lazzaretto, con l'ipotesi poi futura, che ovviamente non è dentro questo progetto, di poterlo recuperare. E poi il più simbolico da certi punti di vista è il collegamento pedonale con l'isola della Colombaia e il recupero del parco dell'isola Colombaia. C'è la possibilità in futuro di immaginare un recupero come museo, come edificio straordinario. Mettere insieme punti di riferimento verticali della città, no? È come se noi muovessimo la testa a 360 gradi e vedessimo tutti questi punti straordinari della città, e questo progetto li tocca tutti e li recupera tutti. Noi siamo un gruppo molto articolato perché per una realtà come questa era necessario, per cui c'è la Tecnica, che è una società di ingegneria veneta di altissimo livello dal punto di vista ingegneristico per gli aspetti idraulici e portuali, c'è lo Studio Valle 3.0 di Roma, ci siamo noi che siamo Pelufen Partners, che siamo liguri, la professoressa Andriani che anche lei di Roma come consulente, l'architetto Antonini per tutti gli aspetti paesaggistici e naturalistici. Riuscirete a svegliare questa città? Noi lavoriamo molto un po' da tutte le parti, in Italia molto, ma anche all'estero. Devo dire che il problema di un'idea di apatia in tutti i territori c'è sempre. Sono convinto che questo sarà un lavoro che cambierà veramente la città in una direzione molto positiva. Blues & Wine Soul Festival, dalla Valle dei Templi alla Farma fino a Siculiana Marina alla Scala dei Turchi per il 20ennale. Torna quest'estate dal 28 luglio al 10 settembre un festival itinerante per la Sicilia che toccherà anche la provincia di Agrigento. Vediamo.
20 anni fa, quando io misi in campo tutto questo, diciamo che ci credevano in pochi, ero preso per visionario, però i fatti poi hanno detto ben altro, perché in questi 20 anni, già dopo pochi anni che io cominciò tutto un discorso diverso sull'enoturismo in Italia e soprattutto in tantissimi oggi ci copiano, ci hanno copiato o tentano di copiarci. Infatti tutti, devo dire che dicono, il Blues and Wine è un'esperienza unica, non esistono uguali in Italia, in Europa e nel mondo, perché l'unico grande festival che fa un circuito a tappe di tutta la Sicilia e anche altre tappe italiane, che unisce i grandi vini italiani con grande soul, grande rhythm and blues, con i grandi artisti di tutto il mondo, con quelli soprattutto che hanno fatto la storia di questa musica. Infatti cerco sempre, diciamo, di scegliere luoghi anche a volte un po' sconosciuti, perché a me piace proprio scoprire quelli più sconosciuti, che però da fare conoscere per il gusto, per la gradualità che hanno di sensualità, di emozioni, di suggestioni, di bellezza tutto tondo. Sono sempre un ambasciatore della Sicilia e delle bellezze della Sicilia nel mondo, anche perché con quello che abbiamo fatto in 20 anni e anche più, la band ha 29 anni, il festival ha 20 anni. La prima volta, 2003, Piazzale Caos, davanti casa di Luigi Pirandello, ad Agrigento, la mia band, tanti artisti americani famosissimi, e l'ultima serata la mia band assieme ai leggendari Blues Brothers. Io quest'anno ho aperto il festival ad altri due mondi, che sono quello dell'acqua appunto e quello dell'olio, perché olio e vino camminano storicamente sempre assieme. Per la prima volta una delle tappe del festival va in un grande frantoio che è dei ragazzi, amici, fratelli Carlino di Naro. Vogliamo ricordare le altre tappe? Sì, a brevissimo, 4 agosto Siculiana, sulla spiaggia di Siculiana, allo Shalai Lounge Club, il 7 agosto a Favara alle Fan Cultural Park, al resto che si chiama Quid Vicolo Luna, e il 9 agosto al frantoio, dove appunto ci sarà la grande notte Valparadiso di Naro, dove ci sarà la grande notte del blues and jazz. Infatti ci sarà ospite, oltre che la mia band, avrò nella mia band Gigi Cifarelli, che è uno dei più grandi chitarristi del jazz italiano e mondiale, chitarrista di Mina e di tanti altri, e il mio grande amico Marco Meucci, che è uno dei più grandi pianisti italiani del blues. Presentato al Giardino della Colimbetra di Agrigento il nuovo romanzo di Silvia Nocera, Portati dal vento. Vediamo. Si intitola Portati dal vento, il tuo secondo romanzo, una storia affascinante ambientata sull'isola di Lampedusa. Perché? Sì, il racconto parte dall'isola di Lampedusa, da questo scoglio brullo meraviglioso in mezzo al mar Mediterraneo a fare da ponte tra l'Africa e l'Europa. È un giallo che parte dal ritrovamento dei cadaveri di 3 sub anonimi che vengono spiaggiati, portati dal vento, dalle correnti, che riaffiorano in 3 momenti diversi su 3 delle spiagge più belle dell'isola di Lampedusa. Però poi il romanzo assumerà un respiro più ampio e arriverà fino alle porte della Berlino, del muro della guerra fredda, quindi è un intreccio anche a ritroso con tante storie, tanti personaggi che si incroceranno nello spazio e nel tempo. In questo secondo romanzo come cambia la tua scrittura rispetto al romanzo d'esordio? Sì, cambia innanzitutto la storia è completamente diversa, è più articolata, troverete molti più personaggi e anche la natura della storia è completamente diversa. Nel primo romanzo, Mio padre il colonnello Sanders, era una storia che partiva da un racconto intimista, da un incontro di un padre e di un figlio.
qui invece ci sono più storie diverse che si intrecciano tra loro. Dove è possibile acquistare il tuo libro? Il libro è vendito in tutte le librerie e anche sui principali store online, Feltrinelli, Mondadori, IBS. Presentarlo in questo meraviglioso posto alla Colimbetra cosa rappresenta, cosa vuol dire per te, neoscrittrice? Ma innanzitutto l'anno scorso la Colimbetra ha portato tantissima fortuna al mio primo romanzo e quindi mi piaceva portare nuovamente qui, in questo posto meraviglioso, la prima di questo secondo romanzo, anche perché Agrigento ha dato veramente un grande abbraccio a questa mia nuova passione e la ringrazio tanto e un grazie va a Federica Salvo per questa grandissima opportunità. Portati dal vento è un romanzo affascinante, misterioso, ambientato sull'isola di Lampedusa. Quali sensazioni hai tratto leggendo questo libro di Silvia Nocera? Questo libro, questo romanzo ha due anime, è un romanzo giallo, fondamentalmente lo potremmo anche classificare come un poliziesco, così come si fa Oltralpe. Il giallo è un'invenzione, diciamo in qualche modo italiana, però è anche un romanzo con un'anima noir, per cui è un libro che attrae per quello che è il piacere della scoperta, dell'indagine, dell'andare passo passo insieme al commissario, alla commissario, quindi anche c'è questa figura femminile molto importante. Dall'altro lato però è un noir, per cui è un romanzo con un'atmosfera particolare che coinvolge, che in qualche modo anche induce alla riflessione. Per cui secondo me, ecco, per il periodo che stiamo vivendo, anche in relazione a degli excursus storici che fa, credo che sia un romanzo azzeccato per il momento e anche per il luogo. In un periodo come questo, insomma in estate, in cui abbiamo voglia di respirare anche atmosfere, come dire, vacanziere, e quindi mi ha colpito per queste sue due caratteristiche che assolutamente ne fanno un romanzo originale. Cosa esce fuori della scrittrice di Silvia Nocera? Mi sono chiesta in diversi passaggi dove fosse nascosta la mia amica Silvia. Devo dire che ci sono tantissime circostanze in cui l'ho trovata, come dire, in qualche modo dietro le quinte, sia nei personaggi femminili sia nei personaggi maschili, ma sorprendentemente nei luoghi. Ci sono dei luoghi che parlano dell'autrice e questo lo scopriremo anche parlando con lei. In questo senso è molto interessante l'epigrafe del libro, dove appunto lei dedica il libro a Lampedusa, eterno luogo dell'anima, una partecipazione assolutamente totale dell'autrice anche rispetto ai luoghi in cui ha collocato il suo romanzo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.